La partecipazione della Lega Navale Italiana a Mare Maggio rientra senz'altro in un sostegno convinto al desiderio di rendere queste iniziative dei momenti di diffusione della cultura del mare. Questo che è uno dei nostri obiettivi statutari sin dalla nascita dell'associazione nel 1897 e si realizza in queste circostanze in maniera innovativa, diversa, ma proprio per questo estremamente interessante. Quindi noi continueremo in tutte queste iniziative che si fanno in giro per l'Italia, ma in particolare in luoghi così carismatici, se posso dire, come l'Arsenale di Venezia, a dare il nostro contributo attraverso l'impegno volontario dei nostri soci perché si prenda coscienza del mare come luogo di ricreazione, ma anche come un luogo da tutelare e anche come un luogo fondamentale per la crescita e lo sviluppo economico della nostra nazione. E quindi tutti questi sono obiettivi che la Lega Navale persegue e che trovano in queste occasioni un luogo particolarmente significativo per essere realizzati. Mare Maggio, giunto alla sua terza edizione, offre oggi alla città di Venezia e anche ai turisti che volessero venire a frequentarla una mostra in uno scenario straordinario che è quello dell'Arsenale di Venezia, a riprova che Venezia è ancora tutta da scoprire, che intere aree devono essere valorizzate, e questo è un esempio molto indicativo di quante cose ancora a Venezia si possano fare, e coniugare quindi la storia millenaria di Venezia con il futuro di questa città, al quale tutti noi con questa nuova amministrazione stiamo lavorando per garantire a questa città un roseo futuro e alle future generazioni tanti posti di lavoro in un momento difficile dell'economia della città. È una manifestazione importantissima per la provincia di Venezia, è il terzo anno, l'idea di sfruttare le antiche imbarcazioni e assimilarle a quelle nuove è un'idea geniale, come anche l'utilizzo di questi ambienti che sono stati abbandonati fino a qualche tempo fa. Expo Venice è da un po' di tempo che percorre questa politica, io li ho conosciuti tempo fa e era per loro una sfida, era per me una curiosità capire dove volevano arrivare. Ci sono arrivati, complimenti ad Expo Venice, la provincia sarà sempre vicina a queste manifestazioni e a breve il tavolo della nautica che è stato promesso nella fiera nautica di marzo.